In queste puntate, un premio Nobel a Udin per favelà di grande poesie, promozione de salute, il modello europeo al ven di Udin, a Pasche a Tor per mostris, e appuntamenti de settimane. Un straordinario evento culturale alla portata a Udin una delle voci più sclettis e inomenadis de poesie di UE. Wisława Szymborska, premio Nobel per letteratura dal 1996, che si è confrontata col pubblico furlan al Palamostra in un incontro in Maneat della Biblioteca Ioppi, dall'assessorato culture del Comune di Udin, con la POE dall'Istituto Polacco di Cultura di Roma. Un appuntamento anche molto importante perché questa è stata l'unica occasione fuori di Roma per vedere la Szymborska in Italia. A 86 anni su Neas, la grande autore polacca va in davanti a dire il mondo per proporre la sua visione piena di ironie e arriva a Udin grazie alle presenze culè di una cattedra un'evore attenta al studio delle letterature polacche in te Università del Friuli. Insegnamento tenuto dal professor Silvano De Fanti che l'ha moderato queste convigne. Ma l'occasione ha veduto anche incrociarsi la poesia di Szymborska con la più belle penne poetiche dal Friuli di Voi, che è di Pierluigi Cappello, che ha voltato un sottotest intitolato Paesaggi. Una dimostrazione diciamo che il furlan al po' anche infatti di emozioni di suons e paraulis e si mettono ogni des più altis espressioni dal spirito umano, anche la poesia di Wisława Szymborska. Di qualche anno, Udin è uno dei laboratori che hanno più indenanti in tema di promozione della salute, in grazie all'attività dal progetto Città Sanis. Questa iniziativa ha portato la capitale del Friuli a essere anche una delle ponti infatti di competenze e strategie condividute a livello europeo in materia di sanità partecipata. E non è per noi un caso, quindi, che proprio a Udin nascono e si sviluppano in progetti anche di Decipher, un tentativo di mettere in valore criteri precisi per staggiare che gli investimenti fatti per la comunità e tornino a colare con effetti positivi sulla vita dei cittadini. Questo progetto, un gruppo articolato, è stato presentato a Udin in Tessale di Contadinanza del Chistiel, in un incontro dove erano rappresentati anche le altre città che hanno collaborato a queste idee finanziate dalle Commissioni europee. Si tratta di Sheffield in Inghilterra, Turku in Finlandia e Helsingborg in Svezia. Già di questi news si capisce che la situazione della salute e del lavoro sulla prevenzione è a Udin su livelli comparabili a quelli del nord Europa. Ma la volontà del progetto è che espandi CFS anche di altri sbandi e così il progetto è preveduto la collaborazione con l'Istituto di Salute Pubblica della Romania. Per tutti che non la ran fuori di Udin in queste feste di Pasqua, i musei della città offriscono delle mostre su nevore interessanti, a scominciare dai sflandors dal Gothic in teete patriarchine, ospitate in Iglesia di San Francesco. Questa esposizione resterà aperta fino al 19 di aprile. Pasqua e lunedì di Pasqua comprendono. E è una mostra che mi sede tante ragioni di interesse. Intanto, già la Iglesia di San Francesco è parte integrante dell'esposizione. Vedo che i tocchi di fresche sono restati e sono proprio diete gotiche e si combinano bene o non con le opere in mostra. In particolare i freschi dal Beato Doré di Pordenone e fevelli di missione dal Frare in Ticino ed altre Sinte, dove si era già sburtato Marco Polo, e sono testimonianze dal potere dei francescani che avevano con lui un importante convento. Ma non sono come i freschi a insiorare queste mostre. Manoscritti, tissuti, codici, lavori di resina, sculture, tavoli preseabili e sono stati riuniti di importanti musei italiani e foresti, anche il Museo del Bargello di Florenza, il Museo des Arts Decorativis di Lione, la Biblioteca Nazionale di Praga e il Museo Correr di Vignesia. Quel che si può preseare alle cemutche in tal Friuli dai patriarchi se fosse in ogni una con che altre, tutte le più importanti tendenze di arte di quel tempo, da influsso tedesco ai bizantini, fino alle pitture più schiettamente italiane di Giotto e Vitale di Bologna. Non è nome questa, in tutto caso, l'offerta dai musei della città, che ogni delle collezioni permanenti delle gallerie di Cistiel e di Palazzo Giacomelli e vedono da Welgisi altre due belle esposizioni. Al Martiat dal PES, fino al 26 di aprile, si tiene la mostra delle fotografie fatte dal grande linguista furlan Ugo Pellis, in tal suo viaggio a Torpe Italia, che lo porta a comporre il grande mosaico che è l'Atlante linguistico italiano. In der Sale delle Confraternite dal Gistiel,
Invitite da ora da volgersi la mostra di collezione dal Grand Medaillista di Buie Pieri Monassi, ultimo dei grandi artesani che la cittadina furlane è aburrita dal corso degli ultimi 2 secoli. Gli appuntamenti delle settimane. Misha Maisky, uno dei più grandi interpreti dal violoncello, si esibisce lunedì e 6 di aprile alle 9:15 di sera al Teatro Nuovo, in programma musiche di Johann Sebastian Bach. Tandem, letture e beccadi sui temi moderni di Angela Felice e Paolo Patui, con musiche di Piero Sidotti, al va in scena al Palamostre, martedì 6 di aprile alle 9 di sera. Spettacolo de opere di Pechino, mercoledì 15 di aprile alle 9:15 di sera al Teatro Nuovo. E anche per queste settimane, Udine Conter finisce qui. Buone Pasche a tutti!